Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici, ben ritrovati nell'oroscopo del giorno. Io sono Maria, pronta ad accompagnarvi anche oggi con le novità, con le stelle, con Radio.0. Allora, pronti a partire in questa giornata che va a segnare la metà di questo mese, giovedì 15 settembre. Noi andiamo un po' a capire come andrà e proviamo a ricominciare con il piede giusto, o almeno ci proviamo, mettiamola così. Ariete, partiamo proprio da voi come sempre. Una consegna con un piccolo ritardo non sarà la fine del mondo, tranquilli. Meglio essere sicuri al 100% che ogni cosa sia al suo posto, sia corretta. Non potete avere tutto sotto controllo in ogni minuto, questo è da sottolineare, ricordatelo, e quindi lasciatevi andare almeno un po', mollate un po' la presa, questo è quello che vi serve. Toro, per voi oggi c'è la congiunzione lunare con Urano che vi potrebbe condurre ad essere un po' più indipendenti, quello che ci voleva, sia economicamente parliamo che a livello di pensiero. Poi vi liberate in un attimo dalla timidezza portata da Saturno, bravi, potrete così tornare a casa vittoriosi oggi, 10+ per voi. Gemelli, passiamo a voi. La fedeltà nei confronti del partner, ma non solo, vi condurrà a lidi e porti sicuri. Nessuna tempesta potrà mai mettervi in pericolo così. Basteranno, vi ricordiamo che bastano 5 minuti di silenzio, anche oggi, per riequilibrare la vostra presenza in qualunque condizione. Provateci e poi magari fateci sapere. Cancro, le paure scompaiono di fronte ad alcune certezze che vi guidano. Affrontate le burrasche della vita con grande maestria, bravi. Potete contare su un team affiatato in tutto quello che fate? Allora ritenetevi fortunati davvero e ringraziate ogni singolo componente, questo è importante. Leone, eccoci. Inutile oggi cercare di convincere chi testardamente non vuole ammettere di aver preso un bel granchio questa volta. Voi almeno però avete tentato, non c'è proprio nulla da rimproverarvi, dato che avete provato con ogni mezzo prima di desistere, quindi potete ritenervi soddisfatti. E passiamo ai nostri amici della Vergine, siamo ancora nel periodo del vostro compleanno comunque, ricordiamolo. Infatti i perfetti accordi tra il Sole e la Luna vi aiuteranno, se dovete, a organizzare una bellissima festa, tutta dedicata a voi. Nessuno avrà di che lamentarsi perché sarà tutto perfetto. State vivendo un ottimo periodo, mente sana grazie allo studio e corpo sano grazie ad alimentazione e attività fisica, continuate così. Bilancia, invece con voi passiamo alle relazioni. Siete mentalmente pronti a chiudere un occhio di fronte a una piccola offesa? Questa volta lo potete fare, anche perché notate che l'altro non lo ha fatto proprio di proposito, diciamolo. Una parola di troppo in fondo può scappare a chiunque, lo sappiamo, e non è da questo che potete giudicare un amico, ricordatelo, quindi cercate di perdonare almeno in questi casi, ecco. Scorpione, spostamenti in casa vostra. Il partner infatti ha deciso di muovere qualche mobile in un'altra posizione che a voi però non piace proprio. Dovete avere validi motivi per spuntarla, però questa volta cercate di avere delle solide argomentazioni. Se scegliete invece di arrendervi, non pensate di dimostrare debolezza, semmai potrebbe essere il contrario. Siete voi ad aver deciso, ricordatelo. Sagittario, voi avete espresso un po' avventatamente, dobbiamo dirlo, una critica nei confronti di un collega, ma non volevate essere scortesi, rimediate subito magari con un buon caffè caldo, che è sempre un'ottima idea. Esprimere un giudizio, ricordiamolo, a volte porta per forza a schierarvi da una parte o dall'altra, naturalmente vostro malgrado, ma bisogna farlo. E ci spostiamo a casa Capricorno, passiamo da voi. La vostra luce splende anche nelle situazioni più buie ed è per questo che siamo voluti passare anche per il vostro segno, no scherziamo. È merito dell'energico trigono lunare con Plutone oggi. La volontà e la tenacia non vi mancano proprio, ma dovrete usarle al meglio. Siete instancabili oggi, magari un'uscita serale accettando di tornare a casa un po' più tardi del solito si può fare. Magari domani mattina non sarete così contenti, però ne sarà valsa la pena. Acquario, giornata di alti e bassi per voi oggi. Nell'ambito familiare in particolare dovete far fronte a discussioni stancanti a causa dei pessimi rapporti tra Luna e Saturno. Se non siete disposti a cedere per nulla, almeno limitate un po' gli spigoli della vostra personalità, o sarà molto difficile arrivare a un equo compromesso e voi non volete sprecare tempo, quindi arrivate al sodo. Chiudiamo con i nostri pesci che oggi dovranno utilizzare tutto l'estro artistico concessovi dal sestile lunare con Nettuno. Le soluzioni meno allineate, pensate un po', risulteranno essere imbattibili, quindi credete sempre nelle vostre intuizioni. Anche se vi doveste addentrare in un territorio a voi sconosciuto, non avete proprio nulla da temere oggi, quindi sfidate anche voi i vostri limiti. Ed è tutto quindi anche per oggi, si chiude qui il nostro oroscopo di metà settembre, grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo domani e vi aspettiamo naturalmente con le novità. Una buona giornata a tutti e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0